Nel primo trimestre 2020 l'input di lavoro ha subito un'eccezionale diminuzione sia sotto il profilo congiunturale con meno 6,9%, sia su base annua con meno 6,4%. È la conseguenza della riduzione delle ore lavorate a seguito dell'emergenza Covid-19 a partire dall'ultima settimana di febbraio. È quanto emerge dalla nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione diffusa dal Ministero del Lavoro, Istat, INPS, INAIL e ANPAL. L'occupazione risulta in lieve calo rispetto al trimestre precedente e in aumento su base annua. Il tasso di occupazione destagionalizzato è pari al 58,8%, in calo di 0,2 punti in confronto al trimestre precedente. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato online la scheda informativa sull'emissione del BTP Future, il primo titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail. Verrà collocato da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio 2020 e sarà interamente destinato a finanziare le diverse misure previste per il sostegno del reddito e la tutela del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale e il sostegno a famiglie e imprese italiane. Il titolo avrà una scadenza di 10 anni e sarà previsto un premio fedeltà pari all'1% del capitale investito. Cassa Depositi e Prestiti e Snam hanno avviato una collaborazione per lo sviluppo di progetti di riduzione e assorbimento delle emissioni di CO2. Saranno realizzati tramite interventi di rimboschimento e creazione di aree verdi in Italia. Con questo obiettivo sarà costituita a breve una società benefit che promuoverà e realizzerà iniziative di imboschimento e rimboschimento su terreni della pubblica amministrazione e degli enti locali, sostenute economicamente da aziende e privati mediante la vendita di servizi di piantumazione. Aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro è quanto si propongono Unioncamere e Smart Future Academy con il protocollo d'intesa siglato dai rispettivi presidenti Carlo Sangalli e Adriana Lilli Franceschetti. Le Camere di Commercio hanno un ruolo importante per la realizzazione e diffusione di servizi e strumenti relativi ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli studenti. Dal canto suo, Smart Future Academy ha ideato e messo a punto un format di workshop di orientamento per i giovani.